Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È stato arrestato dai carabinieri il titolare dell'esercizio commerciale devastato da un'esplosione la notte del 19 maggio a Cosenza. Sarebbe lui il mandante per truffare l'assicurazione. Il procuratore Spagnuolo: cerchiamo l'autore materiale. Sono leggermente migliorate le condizioni della ragazza ferita nell'incidente verificatosi alle porte di Rovito, che è costato la vita ad altri 2 giovani. I sanitari dell'Annunziata sono fiduciosi. I carabinieri li hanno sorpresi intenti ad irrigare una piantagione di marijuana, manette per 2 fratelli a Vibo. Il rapporto sull'economia calabrese della Banca d'Italia disegna una regione in movimento. La macchina è in moto, ha detto il direttore della sede regionale di Banca Italia, Sergio Magarelli. Secondo l'Istat, in 10 anni sono andati via dalla Calabria 26.000 laureati. Partita oggi la vendita di Tagliandi per assistere alla finale playoff tra Cosenza e Siena. Intanto si prepara la trasferta tra treni, bus e auto private. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque è finito in manette il titolare dell'esercizio commerciale devastato da un'esplosione nella notte del 19 maggio a Cosenza. Sarebbe lui, secondo gli inquirenti, il mandante per truffare l'assicurazione. Il procuratore Spagnuolo ha detto: cerchiamo l'autore materiale. Sentiamo. Ecco le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dagli inquirenti nel corso delle indagini sull'esplosione che nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorso hanno distrutto un bar a Cosenza. Nel video si vede l'esplosione e l'uomo che ha causato la deflagrazione che si allontana con il giubbotto in fiamme. Oggi i carabinieri di Cosenza hanno arrestato il proprietario del bar Bilotti di via Caloprese, Gianfranco Parise, di 62 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli affari andavano male. Il bar, che da poco aveva aperto su via Caloprese, aveva pochi clienti come l'altro esercizio commerciale di cui era proprietario, e così avrebbe pensato di rientrare dalle perdite incendiando i 2 locali per intascare i soldi dell'assicurazione che aveva da poco stipulato. Adesso l'uomo è accusato di incendio e truffa in concorso con una persona ancora non identificata. Numerosi gli elementi raccolti nel corso delle indagini, non solo le immagini di videosorveglianza ma anche le testimonianze dei residenti e dei commercianti della zona. Le tracce e i numerosi indizi emersi nel corso dell'attività investigativa hanno così consentito agli inquirenti di mettere insieme le tessere del puzzle e di ricostruire quanto accaduto quella notte. Qualcuno apre con le chiavi che erano nella disponibilità solo del proprietario, apre la sala cinesca, entra, si sofferma 2 minuti, in questi 2 minuti cosparge di liquido infiammabile il locale, esce dal locale, non succede niente. Lo vediamo rientrare all'interno del locale per pochi secondi e poi l'esplosione che lo fa volare via nella strada con un volo di più di 10 metri. E vediamo questa persona poi scappare con un giubbino che prende fuoco. Abbiamo repertato il giubbino abbandonato e dalle analisi tecniche avremo elementi secondo noi decisivi per l'individuazione dell'autore. Il titolare del bar sarebbe dunque il mandante, ma le indagini vanno avanti per individuare l'esecutore materiale dell'incendio. Manca ancora qualche tassello per la identificazione dell'autore materiale. Si è risolta invece la causale di questo gravissimo fatto, le modalità esecutive. Intanto ringraziamo il Dio perché non ci sono state delle vittime, perché il fatto in sé avrebbe potuto comportare anche la morte di qualche persona. Intanto dovrà rispondere di minacce un 59enne dipendente della regione che è stato accusato di essere il responsabile delle minacce telefoniche appunto rivolte al dirigente della protezione civile regionale Carlo Tansi. Nei suoi confronti il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro Prontera ha disposto il giudizio immediato. Secondo quanto è detto nel capo di imputazione, l'uomo, mentre si trovava negli uffici della protezione civile adoperando l'utenza fissa dell'ufficio, contattava sull'utenza mobile Tansi proferendo l'avvertimento "t'ammazzo", oltre ad inveire ripetutamente contro i suoi familiari. E adesso parliamo di economia. Il rapporto sull'economia calabrese di Banca Italia disegna una regione in movimento. La macchina è in moto, ha detto il direttore della sede regionale Sergio Magarelli. Secondo l'Istat in 10 anni sono andati via dalla Calabria 26.000 laureati. Sentiamo.
La Calabria riparte, lo certifica l'annuale rapporto dell'economia redatto dalla Banca d'Italia relativo al 2017 e presentato questa mattina a Catanzaro. I problemi ci sono, la ripartenza dopo gli anni bui della crisi è in salita, c'è ancora il freno a mano alzato, per usare la metafora richiamata dal direttore Magarelli, ma i numeri raccontano del movimento delle aziende che in questa regione tornano ad investire. I dati positivi sono proprio quelli degli investimenti e del miglioramento della situazione delle imprese calabresi, cosa che però non ci deve indurre a facili ottimismi. La situazione da recuperare, i punti di PIL persi, per essere ancora più chiari, sono ancora tantissimi rispetto alla situazione pre-crisi, e la situazione di divario dell'economia calabrese rispetto alla media nazionale è ancora purtroppo molto importante e pervade quasi tutti i settori. Altro dato confortante riguarda il turismo. L'altro settore che è andato piuttosto bene, quasi tutta la regione, è quello dei flussi turistici, che sono stati positivi in tutta la regione, con un unico fanalino di coda che è la provincia di Catanzaro, però anche qui bisogna fare dei distinguo, perché i flussi turistici sono andati bene, ma sono concentrati soprattutto nel turismo balneare. L'occupazione cresce, ma il segnale è ancora troppo debole. Interessante il tasso riguardante i laureati. C'è anche la questione ovviamente della fascia di occupazione di lavoratori a più alta qualificazione professionale e di istruzione, parliamo dei laureati, dove il tasso di disoccupazione è più basso di quello regionale. Siamo a distanze consistenti, circa il 21% a livello regionale, e il tasso di disoccupazione dei laureati è il 13%, quindi prendere un titolo di studio ancora è importante e paga, crea maggiori probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro di quelli che non ce l'hanno. La Calabria in movimento, la foto scattata da Banca Italia. Migliorano le condizioni della 18enne coinvolta nel tragico incidente stradale in cui sono morti 2 giovani a Rovito, nel Cosentino. La statale 107 è diventata nuovamente, semmai ha cessato di essere, una strada della morte. Necessari interventi per prevenire le stragi sulle strade. E vigile, la buona notizia arriva dall'Annunziata di Cosenza, dove è ricoverata in terapia intensiva la 18enne coinvolta nell'incidente stradale di ieri a Rovito, nel Cosentino. La ragazza ha riportato la frattura del bacino e delle gambe, dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico. Attorno a lei familiari e amici, il cordone degli affetti e della preghiera, la stessa chiesta insistentemente nei gruppi WhatsApp dopo il violento impatto tra le auto sulla statale 107. L'ammasso di lamiere dinanzi al quale si sono ritrovati gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Asfalto maledetto, nuova strada della morte, un tratto dove l'angelo nero ha atteso 2 ragazzi, Giuseppe Bisignano, 22 anni di Celico, e Alessandro Di Donato, 16 anni di Rovito. Il primo è morto sul colpo, il secondo appena arrivato in ospedale. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio degli inquirenti. Di certo il 22enne viaggiava a bordo della Renault Twingo, il 16enne con la ragazza erano invece a bordo della Smart. Pare sia stato un passante ad allertare i soccorsi. Nessuno dei 3 giovani sarebbe stato in grado di farlo. Erano le 18 di un pomeriggio di inizio estate. Il sole stava tramontando, portando con sé le vite di Giuseppe e Alessandro. Solo 2 mesi fa, era il 16 aprile, sulla stessa strada ha perso la vita una 42enne di Spezzano Piccolo, anche lei alla guida della sua auto su una strada percorsa tante volte, una strada che sentiva familiare e che l'ha tradita. Troppe famiglie nella presila cosentina piangono figli, sorelle, fratelli, troppi lutti, troppo dolore. È necessario intervenire per fermare la strage, prevenire nuove tragedie. L'autovelox da solo non basta. 2 fratelli in manette a Vibo, i carabinieri li hanno sorpresi mentre erano intenti ad irrigare una piantagione di marijuana. Vediamo.
Le continue e ripetute operazioni delle forze dell'ordine, se da un lato confermano che il Vibonese è un territorio votato alla coltivazione illegale di marijuana, dall'altro mostrano una novità investigativa che cambia le analisi sin qui prese in considerazione. Infatti, le ultime imponenti coltivazioni scoperte non sono più localizzate in luoghi impervi e nascosti, preferibilmente montani, ma addirittura in zone non lontane dai centri abitati, in località marine e ben organizzate in vere e proprie serre. E quanto scoperto ieri a Pizzo dalla Guardia di Finanza con le sue 90.000 piante di marijuana del tipo skunk fa il paio con l'operazione compiuta oggi dai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, che insieme a quelli della stazione di Vibo Marina e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria hanno scoperto una nuova piantagione di cannabis indica ed hanno arrestato per coltivazione di stupefacenti i fratelli Leonardo e Giuseppe Fazio, entrambi quarantenni di Vibo Marina. In particolare, i militari, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della coltivazione di sostanze stupefacenti effettuato nella frazione Longobardi, hanno sorpreso i due fratelli mentre erano intenti ad annaffiare con un tubo collegato ad una botte trasportata su un camioncino furgonato 2 piantagioni con complessivamente quasi 400 piante di altezza variabile tra l'1 e i 2 metri. Lo stupefacente è stato quindi sequestrato, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nella casa circondariale di Vibo Valentia. Sembrava un professionista, un padre esemplare, celava invece la personalità di un appassionato collezionista di immagini e video pedopornografici. Un impiegato di 63 anni di Reggio Calabria è stato arrestato dalla polizia postale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare e avrebbe detenuto 2000 filmati e foto di tipo pedopornografico. Adesso altre storie, i nostri 100 secondi di cronaca. Incidente stradale questa mattina a Rende sulla statale 107 Silana-Crotonese nei pressi dello svincolo di Piano Monello. Nell'impatto sono rimaste coinvolte 3 automobili e un autocarro. Sul posto gli operatori della Misericordia di Cosenza per soccorrere i feriti. 3 persone trasportate d'urgenza in pronto soccorso. L'incidente ha coinvolto una BMW, una monovolume lancio, una Fiat 600 e un autocarro. I carabinieri del RIS di Messina, delegati alla Procura di Vibo Valentia, hanno iniziato i primi esami tecnico-scientifici sull'auto in uso ad Antonio Pontoriero di San Calogero, accusato dell'omicidio di Sacò, il ragazzo trentenne del Mali ucciso a fucilate il 2 giugno scorso nell'area dell'ex fornace mentre stava prelevando delle vecchie lamiere da portare in bicicletta nella tendopoli dei migranti di San Ferdinando. Un trentenne di Rossano, attualmente sorvegliato speciale, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è stato fermato ad un posto di blocco con la moglie. In seguito ad una perquisizione è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 25 grammi, già suddivise in dosi e nascosti in un marsupio. Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare gli autori del colpo messo a segno a Montegiordano nel Cosentino. Ignoti hanno fatto saltare in aria con una carica esplosiva uno sportello bancomat da quantificare il valore del bottino. Guasto all'acquedotto, interrotta questa mattina l'erogazione idrica in alcune zone di Catanzaro Sud. Contestualmente ai lavori di ripristino è effettuato anche un intervento di pulizia dello scarico della condotta. E adesso lo sport, caccia al biglietto a Cosenza, sono tantissimi quelli venduti già da parte dei tifosi del Cosenza. Pensate, la Curva Sud, uno dei settori messi a disposizione, è già sold out con 4.101 biglietti venduti, davvero incredibile questo risultato se paragonato anche ai biglietti venduti dalla sponda senese, che sono circa 800 nella Curva Nord a loro destinata. Insomma, si va verso il sold out dei settori disponibili dell'Adriatico Cornacchia di Pescara. Questo è il sogno della squadra di Braglia, che vuole vivere un clima casalingo anche nella finale playoff. Tutti in fila ad aspettare l'inizio della prevendita. I tagliandi per la finalissima playoff di Pescara li hanno sognati anche la notte i tifosi del Cosenza e oggi si sono presentati presso uno dei pochi punti vendita autorizzati, attendendo più o meno pazientemente il proprio turno. Stiamo aspettando, da ieri che siamo in fila per fare questo biglietto, ma non vogliono uscire. Speriamo bene. Non possiamo vivere d'attesa, che se lo aspettiamo, facciamo dalla moto se non ti può. Prendete la disperazione. Siamo disperati, ci vuole troppo, siamo poco organizzati. È una vergogna per questi biglietti, a un giorno e mezzo dalla partita ancora non ci sono i biglietti. 10.000 persone che devono partire, unico punto vendita, è allucinante proprio.
è proprio la volontà di non farci andare, ma ci andremo lo stesso, con o senza biglietti, non interessa, saremo a Pescara e entreremo ugualmente. Naturalmente per i tifosi è normale fare queste cose, anche se l'evento ritengo che avrebbe dovuto avere più attenzione. Comunque, forza Lupi. Alle 13.30 finalmente il via libera e l'apertura di un punto vendita straordinario presso lo store del Cosenza Calcio per venire incontro alle richieste di migliaia di tifosi. Ci sono poco più di 24 ore per munirsi di tagliando e se è vero che 10.000 supporter rossoblù vorranno tifare per il Cosenza è una corsa contro il tempo. Sabato mattina la partenza, bus, pulmini, auto e un treno. Non è stato facile organizzarsi, lo testimonia Don Mario Ciardullo, parroco a Carolei che avrebbe voluto portare a Pescara centinaia di tifosi. Era inevitabile organizzare un pullman per questa grandissima finale che tutta una città intera aspettava, tutti quanti noi, quindi l'ho organizzata e ci siamo riusciti. Tantissime richieste, volevo ringraziare chi è riuscito a farmi avere questo pullman perché davvero è stata un'impresa visto i tanti no da parte delle aziende, però ce l'abbiamo fatta, quindi questo è importante. Ci accoderemo sabato mattina per sostenere i nostri ragazzi che hanno raggiunto questa magnifica impresa e pregare affinché il Signore ci assista. Per quanto riguarda invece il treno speciale che è stato organizzato dalla Regione Calabria, domani se ne saprà molto di più al termine di una riunione in questura a Cosenza, alla quale parteciperà anche un delegato della Regione e sarà comunque un treno destinato alle persone con disabilità appartenenti a categorie protette, persone quindi che hanno difficoltà a raggiungere Pescara con altri mezzi. E poi è stata presentata questa mattina a Cosenza la Coppa Sila, cambiamo sport, una Coppa Sila storica 2018 che si svolgerà il 16 e 17 giugno. Promossa dalla scuderia Bruzia Historic Cars di Cosenza e patrocinata dall'amministrazione comunale, sabato 16 e domenica 17 giugno si celebrerà la 13ª edizione della rievocazione storica della Coppa Sila. 35 auto storiche, rigorosamente costruite non oltre il 1965, percorreranno il vecchio tracciato della Coppa Sila, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose della provincia, seconda per storia forse solo alla più famosa Mille Miglia. Nelle 2 giornate è prevista la partecipazione di piloti provenienti da diverse regioni italiane, oltre ad una folta rappresentativa di calabresi, e sarà anche un'occasione utile per promuovere il fascino e le bellezze di Cosenza. 1-2 giorni, di cui il primo proprio alla scoperta del nostro centro storico, un modo per conoscere la città, un modo per far ammirare la città anche agli equipaggi che provengono da fuori regione, un'occasione importante per la città di Cosenza che si associa alle tante altre iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale che ormai da tanti anni si è avviati. Il raduno è fissato per sabato 16 giugno alle ore 14 in Piazza dei Bruzzi, dove le auto si sottoporranno alle verifiche tecniche per poi trasferirsi sul lungo Busento-Tripoli, dove sono in programma 2 manche di regolarità. La prima giornata si concluderà con un giro turistico-culturale per le strade del centro storico di Cosenza, mentre domenica 17 giugno gli equipaggi partiranno alle 10 da Piazza dei Bruzzi e giungeranno in località Acqua Coperta, sulla vecchia strada per la Sila, per la prova di regolarità cronometrata. Saranno 2 giornate all'insegna non solo dello sport, ma anche della convivialità, della cultura e del benessere. Tutto ciò che gira intorno a un'auto d'epoca insegna a vivere la vita con lentezza, con armonia, vediamo le armonie delle forme delle auto d'epoca, l'eleganza, il garbo. Proprio questa è la finalità, tutto ciò che ruota intorno al motorismo è proprio questi aspetti che si sono perduti nel tempo. A Palmi adesso per la festa europea della musica. Questa mattina in occasione del Villari per il centenario della morte del capitano Ettore Manes.
È stato presentato in conferenza stampa a Palazzo San Nicola a Palmi il programma della prima edizione della Festa Europea della Musica, evento che si svolgerà a Palmi al Teatro all'Aperto di località Motta il prossimo 21 giugno. La sua rilevanza a livello nazionale ha fatto sì che la Festa Europea della Musica di Palmi venisse inserita nell'agenda degli eventi dell'anno europeo del patrimonio 2018, voluto dalla Commissione e dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione Europea e promosso dal MIBCAT. Quest'anno toccherà anche città extraeuropee come Los Angeles, Bangkok e altri, e anche Tokyo. Abbiamo avuto la possibilità come organizzazione, come io nel particolare nella direzione artistica, di poter selezionare anche delle realtà musicali presenti sul territorio come Caterina Riotto, un mezzosoprano, come un trios, e presenteremo anche una prima nazionale dove interagiranno per la prima volta anche fra di loro due gruppi, in realtà due realtà composte da un duo, gli Interiors, composto da Valerio Corzani ed Erika Scherl, e Gianfranco De Franco, un polistrumentista che lavora prettamente in ambito musicale, visivo e della composizione di musiche da teatro. Da Palmi a Castrovillari per il centenario della morte del capitano Ettore Manes. Questa mattina, in occasione del centenario della morte della medaglia d'argento al valor militare capitano Ettore Manes, presso la sede della seconda compagnia guastatori di Castrovillari, intitolata all'eroe, ha avuto luogo una sentita e solenne cerimonia commemorativa. Il colonnello Alessandro Del Biondo, comandante del secondo reggimento Genio Guastatori di Foggia, reparto dell'esercito italiano in cui la seconda compagnia di Castrovillari è inquadrata, ha reso onore nel suo discorso alla figura eroica del capitano Manes, ufficiale castrovillarese caduto a Fosso Palumbo, Treviso, nel 1918 durante il primo conflitto mondiale, distintosi per molteplici atti di eroismo e decorato con 3 medaglie d'argento al valor militare. Ci ha trasmesso degli ideali, dei principi, dei valori che noi a nostra volta cerchiamo di trasmettere a loro, ai giovani che inquadriamo e addestriamo alla vita militare. A suggellare la solennità della giornata, la cerimonia è proseguita con gli onori ai caduti in guerra, la deposizione di una corona di alloro presso la lapide commemorativa presente in caserma in memoria dell'eroe. Alla cerimonia hanno partecipato in segno di vicinanza alla compagnia, al reggimento e alla forza armata la signora Maria Manes, nipote dell'eroe, il vice sindaco di Castrovillari Francesca Dorato con la fascia tricolore e numerose autorità civili, militari e religiose. È un momento quindi per ricordare un eroe, ma è anche un momento per ricordare quanto siano importanti i valori come il patriottismo, la fedeltà alla propria nazione e la democrazia, e credo che proprio in un'epoca come la nostra siano valori che vadano richiamati e sottolineati. Adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Una saccatura atlantica a cui è annesso un vortice depressionario sul Mediterraneo centrale farà peggiorare il tempo anche sulla Calabria, inizialmente con maggiore rilevanza ai versanti tirrenici centro-settentrionali. Ma passiamo alle previsioni di dettaglio. Domani poco parzialmente nuvoloso al mattino, nel corso della giornata aumento della nuvolosità nelle aree interne e montuose, con possibili rovesci e temporali più probabili nelle ore centrali, tra Pollino e Orso Marso, sulla Sila, su Serre Vibonesi e Aspromonte. Altrove tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, con possibili piogge tra deboli e moderate, in particolare sui settori ionici del Catanzarese e del Reggino. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione maestrale moderata sul Tirreno con mare mosso, venti sud-occidentali tra deboli e moderati su Ionio, Reggino e Catanzarese con mare poco mosso. Poco mosso anche il settore cosentino e crotonese, per venti deboli dei quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.